Amici bellini, amici bellini, lasciate il like che arrivo, ma arrivo subito. Ed eccomi qua, compaio, appaio, facciamo il paio. Buonasera, buon pomeriggio, non so nemmeno che... Beh, buonasera si può dire, ovviamente, le 8:30 in Italia. Buonasera a tutti. Ragazzi, io non voglio, lo so, siete caldi, lo so benissimo. Io ho un sogno nel cuore che non è tornare campione, ma avere, capito, una community che mi segua nell'approfondimento, nell'analisi, e voi lo fate già, quindi per me è tanta roba, è tutto grasso che cola, come si suol dire. Però ovviamente io ho una linea editoriale, ma non posso pensare che i commenti seguano una linea editoriale, quindi va bene tutto e tutti hanno il diritto di esprimere la propria opinione, anche se tranciante. Quello che vorrei evitare è il sarcasmo tra di noi, perché è una community, voi vi chiamate gli amici bellini, vi rendete conto che cosa significa essere bellini? So nice. Bellini significa nice, kind, between each other. Quindi nel momento in cui tra di noi possiamo essere in disaccordo totalmente, Gattuso out, Ancelotti, Sarri, qualsiasi cosa, cerchiamo semplicemente di non attaccarci tra di noi, perché mi dispiace, semplicemente mi dispiace. E aggiungo questa postilla. Cerco di leggervi tutti, se salto qualche domanda riscrivetela dopo qualche minuto senza fare spam esagerato, e cercherò di leggervi tutti, perché mi rendo conto, a volte rivedo le live e mi rendo conto che salto alcune domande all'inizio e poi dopo la gente se ne va e mi dispiace. Quindi non vi preoccupate, cercherò di dare voce a tutti. Lo spazio live è per dare voce a voi, e lanciamo subito la notifichetta sul canale Telegram che trovate in basso in descrizione, perché è la cosa importante da fare, perché dobbiamo dire siamo live, perché sappiamo che ogni tanto Mister Tutubbo si dimentica, e quindi dobbiamo dare un pochino di spazio a tutti. Allora, con calma, io poi non voglio fare nessun editoriale, prendo le vostre domande e con le vostre domande vi dico la mia, perché stavolta mi sono fatta un'idea ben precisa e vediamo se siamo d'accordo. Nel frattempo ringrazio i miei mod che si stanno ovviamente attivando, siete straordinari come sempre. Un attimo, sono ritornato, datemi conferma che sono ritornato, perché sennò andiamo nelle chiavette. Andiamo subito nelle chiavette. Demme. Allora, se ne chiude. Commento memorabilissimo di Giuseppe Vespero. Perché sono scomparso per un momento. Datemi conferma che sono tornato, perché sennò vado veramente in difficoltà. Non c'è doppione, dovrebbe essere tutto a posto. Ok? Se ne chiude. Impazzisco. I potenti mezzi, ragazzi. Obiettivo 250 like stasera. Se arriviamo a 300 faccio tardi, perché mi sono messo la maglietta per andare in chiesa, quindi devo andare a suonare, per fortuna, quindi ho il tempo contato e voglio leggervi un pochino tutti. Allora, cominciamo. Ciao Vale, Sasi D'Ambrosio. Ora non me ne frega niente, ma è meglio giocare male e vincere che giocare benissimo e non portare punti. Esempio le partite con Inter, Spezia e Sassuolo. Buonasera Pablox, buonasera Angela, buonasera Alessandro Dolce. Forte, lo chiamavano Berami, e il Berami che conosciamo noi non aveva questo tiro, ha ingarrato i 2 gol della domenica, una cosa incredibile, incredibilissima. Stefano Sergiampietri, se ne chiudo pure, devo fare probabilmente Falco, sì, devo fare un bobotta pure qua,
pure qua. Allora, Seravale, da oggi Napoli e Empoli fanno parte della Premier League, solo in Inghilterra succedono queste cose, 2 squadre anche diverse si affrontano a viso aperto, Empoli top, grintosa nel secondo tempo. Verissimo, verissimo. Ciao Matteo, ciao Nino. Ho visto Nino Bertucci ma ho cliccato un'altra cosa perché state andando belli veloci, allora siete già in 100. Aggiornamento like, ragazzi, metteteli subito prima che poi vi dimenticate, perché se poi vi dimenticate andiamo subito in difficoltà. Il sommo sacerdote, l'Empoli ha molti giocatori interessanti, specialmente il terzino sinistro, e noi sappiamo che i terzini sinistri ci servono. Andiamo avanti, un bacione a Baby Fox, sono dispiaciuto per Meret, povero 2 gol, capito, perché poi ci va di mezzo anche lui, non para, è imparabili, però non lo so se sul primo poteva buttarsi, ma sul secondo si è buttato e era impossibile da prendere. Io sarò controcorrente, ma stasera ci siamo presi quelli che ci serviva facendo turnover e senza neanche poi sforzarci più di tanto. Il tizio dell'Empoli, 2 gol della domenica, l'ho detto anch'io. Giancarlo, buonasera Charles, buonasera Sandro Tesone, un buon allenamento. Ecco, ho ribeccato Nino Bertucci. Buonasera Francesco Checco, buonasera. Tra l'altro lo diciamo anche in spagnolo, perché può essere pure che qualche messicano ci vede. Buenas noches a todos. Non ce la faccio più. Da sta squadra non esistono marcature preventive, fragili mentalmente proprio. Esattamente, le marcature preventive, e ne parleremo nello specifico, perché quello è un problema importantissimo. Ciao amico Bellino, il vaffanculo sul tiro in curva B nella tua reaction è il sentimento di tutti noi. Pino stracandido, grande Pino, ragazzi, che poi è il sentimento anche di Insigne. Cioè, voi avete visto, quando io dico vaffanculo e me ne vado, lascio, c'è Insigne inquadrato che pure si dice ma vaffanculo, cioè uguale, perché lui sa di star mancando proprio non lo so se solo nella conclusione o anche qualche cosa mentalmente, perché questi sono fragili mentalmente, e vi chiedo di iscrivervi al canale prima di tutto. Se non siete iscritti siete completamente pazzi, ve lo chiedo. E poi guardate qua, 100.023, quindi vuol dire che si è sbloccato. Se qualcuno non è iscritto al canale si iscriva adesso, perché può essere che prendi il pallone e io le paro, a differenza dei nostri portieri. Allora, vediamo un pochino. Roberto Ciambelli, ciao. Carlo Cocorullo, il materiale umano è quello che è, non si cava il sangue dalle rape, quindi sulla rosa. Un buon Lobotka oggi, o sbaglio? Ottavio, a me non è dispiaciuto. Ad un certo punto io ho preso anche degli appunti, vedete, perché volevo essere più preciso, e anzi dico a voi che adesso siete più o meno 150, io cerco un collaboratore che, a titolo ovviamente gratuito, perché casa sordo non ce ne stanno, l'avvocato ma hit che già spendere una cosa sorda, ma questo sono altri vari mani, magari su Instagram mi possa scrivere alla fine della partita le azioni salienti. Cioè, voi vi guardate la partita normalmente, Bobotta fa il passaggio decisivo, un assist potenziale, gli XG, mi dovete scrivere gli XG, questo voglio, così io non mi dimentico niente, perché nel frattempo che io sto facendo tra recording eccetera eccetera mi perdo tutto e va a finire che qualcosa me la dimentico. Bobotta non mi è dispiaciuto, ha perso un pallone a un certo punto anche grave, che è una delle varie ripartenze, però l'ho visto abbastanza in palla, non cose straordinarie, ma Bobotta non è che uno si aspetta. Però sai, la questione Fabio anche farà ridere oggi. Farà ridere. DP19, in fase offensiva siamo fortissimi, ma tatticamente dietro peggio del secondo anno di Benitez. Così non va e non può andare. O ne facciamo sempre 3 o non staremo mai tranquilli. Facendo uno spoiler delle mie pagiline di domani, faccio anche un Bobotta 6.5. Perché mo sto parlando in inglese? Non lo capisco, non lo capisco. La mia mente sta andando un attimo in bollori. Ciao Vale, il Napoli stasera era un po' allungato, non mantengono le distanze e non pressiamo il portatore di palla. Chris, Insigne demotivato e nervoso, Meret Lozano spumeggiante, ma poi si è spento ovviamente per forza di cosa, organizzazione difensiva pietosa, non ci siamo proprio, perdona la frustrazione, ragazzi, la capisco la frustrazione, io ho
non è un richiamo, ho scritto a due di voi, a te e a Giacomo e a Andy, perché lo so che voi siete appassionatissimi e quindi certe prestazioni non le potete guardare, e voi siete i miei utenti preferiti perché non siete risultatisti. Non siete risultatisti, voi guardate la prestazione, se il Napoli vince non vi basta, e io questo voglio da sempre, quindi veramente apprezzo. Semplicemente tra di noi non ci dobbiamo attaccare. Giuseppe Porzio non vuole sapere niente, abbiamo vinto, punto. Eppure questo è un punto di vista. Nello Marano, sono arrivato al punto in cui non solo sono sicuro che non arriveremo quarti, ma che guardare le partite è diventato frustrante. Sono deluso, e inoltre se abbiamo vinto per caso le ultime partite è fortuna. Allora ragazzi, la fortuna nel calcio serve. Ci sono tante partite e tante squadre che risolvono, si prendono i 3 punti, poi uno vede gli highlights, vede le occasioni create e dice vabbè, meritate, eccetera eccetera. Noi nello specifico sappiamo quando meritiamo e quando no. Oggi uno può dire che merita perché merita, ma non puoi concedere così tanto, e vi spiegherò perché, secondo me, perché io non detengo la verità, io vi do un'opinione, uno spunto. Ciao Giuseppe, un bacione. Vi spiegherò perché secondo me sta succedendo questo. Ciao Vale, Lozano da paura, il migliore acquisto per me, spacca il campo da paura. È proprio vero, Tony. Per fortuna Lozano, in coincidenza magari, con il video fatto con Ivan Elenes, il giornalista messicano, tra l'altro Sinaloa, Maradona, cose incredibili. Se non avete visto quel video vi siete persi uno dei video più belli che abbia mai fatto su questo canale, perché intervista giornalista messicano che segue Lozano, insomma, gli abbiamo chiesto anche Lozano a destra, Lozano a sinistra, lui ci ha ripetuto. Bella roba. Lozano si conferma in questo momento top del Napoli, top assoluto. Ciao Vale, complimenti per i video di ieri, sfogo. Comunque il Napoli oggi è dipendente da Lozano. Esatto, Gaetano. 2 vittorie consecutive, esatto, Sasi, e sono le 2 vittorie, forse 2 delle prestazioni peggiori a livello di fase difensiva del Napoli. Guarda com'è strano poi il calcio. Nelle 2 partite in cui io sono più insoddisfatto e scontento della prestazione difensiva, vinciamo. Mentre non posso dire lo stesso della sconfitta con l'Inter. Abbiamo fatto bene. Non sono contentissimo di quella del Sassuolo, ma avevamo comunque fatto meglio. Il calcio è alle volte è infame. Loro segnano prendendo 2 pali, noi lo prendiamo ma non segniamo. Il palo di Fabian Ruiz, anche il palo di Fabian Ruiz, Fabian Santan. Ah, incredibile, incredibile. È normale che andiamo lunghi, i 2 a centrocampo non si possono vedere. Anche qui andremo nello specifico, amico mio. Compriamo altri 9 Lozani e vinciamo tutto. Certo, dovremmo sopportare Rino urlare Ciuchi 1, Ciuchi 2. Sei un grande Luigi, sei un grande. E gli urli di Gattuso fanno parte dell'approfondimento, perché ragazzi state lasciando i like, siete 200, voglio 200 like. Qualcuno direbbe battiamo la matematica, non c'è da battere nemmeno la matematica. 200 like perché siete 200 persone, 20 le avevano già lasciati prima, dovrebbero essere 220. Forza forza, fatemi vedere, perché appena arriviamo a quanto stiamo, mi fate un recap, amici mod, amici tutti, fatemi un recap. Allora, io da laziale romano, simpatizzante napoletano perché ci abito, dico che si sottovaluta la Serie B, che a volte è più difficile della A. Dimenticate che l'Empoli è prima e sta andando benissimo. Zio Walker, non lo dimentichiamo, e so benissimo che la Serie B è complicata. Non conoscevo questi giocatori, bisogna essere onesti. 120, 128, siamo a 132. Ok, a 150 faccio il mini editoriale e vi dico, vi giuro mini, e vi dico secondo me dov'è il problema. Un saluto admin Webidea, un saluto a Luis Lubrano, né cosa soia, tranciante, ma va bene tutto ragazzi, l'importante è che giustifichiamo e motiviamo. Lionar, è vero che abbiamo preso 2 Eurogol, ma sono sempre 2, non capisco cos'è che non va nella fase difensiva del Napoli, ma te lo dico io. In attacco ci manca chi ci manca, e vabbè, l'organizzazione difensiva è mancata. Yes. Pablox, questo mio amico, dice che Albiol era meglio di Manolas.
e sono d'accordo, sono diversi. Albiol e Manolas sarebbero stati un'ottima coppia, Albiol come regista difensivo e Manolas come marcatore. Ciao Arcon, il problema è la testa, comunque Insigne contro lo Spezia è fragile mentalmente. Ragazzi, la canzone, voi siete adesso 200 persone che sapete in anteprima, io ho fatto una canzone che se non fammi stare zitti, perché se no creo un hype, magari non vi piace, io me la ballavo. A 5.000 iscritti Valerio si fa i capelli come Bobotta? No, assolutamente no, non esiste proprio. È a 100.000 iscritti che mi faccio il mellone, cosa che non avverrà mai, perché è impossibile fare 100.000 iscritti con queste linee editoriali, ma uno ci prova. Io l'ho detto, lo faccio. 100.000 iscritti mellone, poi i capelli ricrescono. A 5.000 vi faccio i regali. A 5.000 scattano i regali. Sì, male Insigne oggi, Demme deve giocare sempre, l'unico che ha il veleno è Lozano, per me la barca si raddrizza, ok, mai dire mai, certo, l'unica parola che descrive il Napoli attuale è Molli, è anche un nome, il nome del cane di mio papà, Molli. Allora, ho beccato così 1-0 Juve. Ma quelli stanno pure giocando. Io vabbè, veramente sono successe troppe cose in 2 giorni, tra interviste, ospitate e cose varie, che non sono neanche potuto andare live sull'altra piattaforma, e me ne scuso. Ma sono mo' entrati in campo già 1-0. Posso dirti la mia sulla difesa? Manca un leader difensivo a livello di testa. KK è forte ma non è leader, servirebbe uno tosto come Ramos, uno che se Ramani sbaglia gli dà la carica. Tra l'altro Ramani non ha giocato male. Luswin, mi serve un'altra cover del cellulare come regalo, cover del cellulare che l'ottimo Luswin comprò in tempi non sospetti, quando questo canale non era nemmeno attivo perché facevo altre cose. Questa è la cover del cellulare, ma ne devo fare un'altra per iPhone. Invece della Z ci devo mettere la N del Napoli, è perché la Z era un'altra storia. Grande Riccardo, ti voglio bene. Minuto 1:30, ma non riescono nemmeno ad aggiornare i siti, incredibile. Ciao Vale, sei un grande, massimo supporto al nostro grande amore azzurro, grazie Francesco. Domanda provocatoria, io pure le accetto, dove sta? Qua. Scusate un attimo. Ok. Il Napoli domenica se vince va a -6 dal secondo posto, e se la Juve vince... se vince va a -6, se la Juve vince, così il Napoli può raddrizzarsi, magari scendono in campo con più cazzimma vedendo la classifica. Non lo so. E ho paura, cioè la classifica sicuramente dà stimoli, perché questa squadra è fragile mentalmente, e quando non c'è l'obiettivo grosso in palio alle volte li vedo che vanno molli, però non lo so, noi non possiamo assolutamente pensare allo scudetto, noi dobbiamo impegnarci moltissimo, molto di più per arrivare in Champions, ragazzi, non si può fare. Allora, vediamo un pochino, siamo arrivati a 150, quindi ragazzi vi dico io come la penso e voi mi date il vostro feedback. Io ho scritto una cosa molto semplice qua sul mio taccuino, il taccuino del Thanksgiving. La fase difensiva non parte dai difensori, la fase difensiva parte dagli attaccanti. Secondo voi perché Gattuso grida come un ossesso? Perché sono gli attaccanti che non stanno facendo bene la fase difensiva. Perché se tu lasci il contropiede così, vuol dire che non hanno fatto bene la prima pressione gli attaccanti, che non stanno facendo bene il filtro i centrocampisti e che i difensori si sono trovati scoperti. Ok? Abbiamo lasciato un numero incredibile di contropiedi all'Empoli per un motivo molto semplice, e secondo me, non sono detentore della verità, ma secondo me questi giocatori che sono stati attaccati per essere poco freddi sotto porta adesso si stanno concentrando a segnare e comunque non ci riescono, quindi
trascurano un pochino le preventive, non fanno bene la fase difensiva perché stanno pensando magari faccio una corsa in meno e sotto porta sono più lucido. L'ho detto, onnipotenza, hashtag onnipotenza. Ragazzi, secondo io non so se è la verità o no, ma credo che sia una cosa logica, mentale, psicologica, subliminale, nel senso, no, non è subliminale l'aggettivo che sto cercando, inconscia, ecco, inconscia, non è che lo fanno apposta, però inconsciamente, perché avete visto quando Gattuso che gridava a Politano che ritornava piano piano e non tornava veloce e gli ha detto troppo facile, l'hai fatto andare via, troppo facile. Quello è un Politano che sta pensando se io corro dietro arrivo davanti alla porta e non segno e poi mi dicono che non segno e che non sono bravo a segnare. Vedete come è logica, e oggi avevamo anche Demme che comunque ci ha messo una cosa, era dappertutto, ha fatto tutto il filtro possibile, però l'abbiamo visto con Politano, l'abbiamo visto anche con Insigne oggi, non benissimo neanche nella fase difensiva dove lui di solito eccelle. Perché? Perché anche lui arriva sotto porta, la spara alle stelle e ci sta pensando, vedi? Insigne sbaglia a porta vuota, ci sta pensando, e anche un paio di volte quello là al volo, vabbè, ha tirato altissimo, ma comunque sotto porta nada voto, stu diretta a pallonetto, sfonda la porta, però quando prova a sfondare la porta la tira alle stelle, quindi non c'è soluzione, ragazzi, tecnicamente non c'è soluzione. Questi giocatori sono in grado di fare ottime cose, perché sono in grado di fare ottime cose, ma sono anche in grado di essere leziosi, e quindi quando non si preoccupano, non fanno la fase difensiva, pigliamo gol perché pigliamo gol, siamo anche sfortunati, pigliamo gol. L'ho detto, Angela mi dà ragione, ma Angela è sempre troppo carina. Antonio Presbitero, sei troppo competente. Non lo so, ragazzi, questa è un'idea mia. Io qua si va oltre la tattica, qua si va nella psicologia dei giocatori e quindi sono solo idee. Tatticamente però anche vi voglio spiegare una cosa, ve lo spiego a 200 like. Ciao Vale, io sono preoccupatissimo, vedo gli spettri della scorsa stagione. Nico, qualche spettro lo vedo anch'io, però a livello di punti e di gol subiti stiamo comunque messi ancora meglio. Siamo messi meglio della scorsa stagione, siamo là a lottarcela, a pochi punti dalla Champions, mentre l'anno scorso di questi tempi già eravamo allo scatafascio. Ciao Valerio, vorrei una tua opinione sulle qualità tecniche e sulla visione di gioco di Petagna ed Elmas, che a mio parere sono scandalosi. Allora, Petagna per me ha fatto un partitone di lotta, e qualche volta, ancora troppo poco, quindi per questo attacco a Gattuso, non lo abbiamo servito bene con una palla alta, perché la palla alta contro dei difensori che sono più scarsi possono andare in difficoltà e puoi prendere una seconda palla, sì. Quindi lancia un pochino Petagna, un pochino di più, anche con una palla alta, perché lui oggi era in grande forma, li teneva tutti dietro, faceva salire la squadra. Poi è mancato l'appoggio di uno come Elmas, che deve dare molto di più. Ha fatto qualche cosa simpatica, diciamo, qualche cosa interessante, ma non è ancora ai livelli di Zielinski, e la doppia fase lui non la fa proprio, perché se Zielinski è bravo a interpretare il ruolo di sottopunta come punta, come primo pressing e quindi scherma delle linee di passaggio, Elmas non l'ha fatto bene e non legava altrettanto bene. Nel secondo tempo con Fabian siamo passati 4-3-3, l'avete visto o no? Che eravamo 4-3-3, che era Demme vertice bassissimo, Fabian molto più alto, infatti va anche al tiro, e si alternavano lui e Zielinski a prendersi la palla. Non è 4-2-3-1 quello, è 4-3-3 con le mezze ali che fanno il loro gioco. Era proprio evidente. Amy Scouting, ti piace il termine tecnico di cosa simpatica? Io imparo dai migliori. Grande Emilio, non Emiliano, ma Emilio, un grandissimo da cui io prendo spunto non solo per le sue competenze calcistiche, ma anche per le grafiche, perché quando lui fa un video le fa veramente, veramente bene. Adoro. Il L'Empoli non si meritava di perdere. Vabbè, sì, Massimo, l'Empoli ha fatto la sua partita, poi sono più scarsi, ci sta. A un certo punto però ci hanno regalato la possibilità di fare il quarto gol. Siamo stati in grado di non farlo. Hanno fatto il possibile, ma non
non va bene così. Allora, si sa qualcosa su Osimhen? No, Marcello, mi dicono alcune cose. Ok, grazie Fabio. Mi dicono alcune cose che hanno smentito la gravità assoluta. Dobbiamo monitorare. Aspettiamo sempre notizie ufficiali, perché la radio ufficiale non sono notizie ufficiali. Il tweet del Napoli è una notizia ufficiale. Bobotta mi è piaciuto. Aspetta, c'era un messaggio per Bobotta. Bobotta mi è piaciuto, ma lo vedo debole nel 4-2-3-1, visto che non difende chissà che. Ha fatto un pochino di interdizione, non è esageratissimo, qualche grido lobbo l'ho sentito, però non malissimo. Bisogna dare a Bobotta quello che è di Bobotta. Meret o Ospina, sarà il dualismo per la vita, Christian, nessuno se ne esce. Per me, come scelta logica, devi mettere Meret, lo devi mettere titolare per sempre, perché lui deve prendere fiducia, altrimenti è fragile mentalmente, e quindi oggi ha pigliato 2 tiri, 2 gol, cioè non ha potuto fare parate perché nei loro cosi hanno sbagliato il tiro. Però se tu non fai parate e prendi 2 gol e la prossima partita gioco Ospina, te ne scendi psicologicamente. Quindi scegliere Meret, puntarci forte, farlo anche sbagliare e puntarci per il futuro. L'alternanza non mi è mai piaciuta. Va bene che te lo sei ritrovato in Coppa Italia l'anno scorso, però non mi piace. Ospina dà più sicurezza. Ospina ultimo anno, magari. Luigi della Vecchia, attenzione, non so voi, io dono. Grazie Luigi, sei il primo della serata e sei anche uno di quelli che non manca mai, quindi grazie mille amico. Mettens, magari spostati un attimo, l'ho visto, grazie dell'allerta Talieva. Ok, grazie Luigi. Del trigger, perché tu sei il trigger. Io penso che Elmas dovrebbe fare l'esterno o il trequartista, alternarsi con Politano. Il trequartista poi deve svariare, Giuseppe, deve svariare, a volte deve prendere la posizione per raddoppiare, per dare una nuova soluzione agli esterni, lo deve fare, però deve dare di più, e questa squadra ha bisogno di certezze, che in questo momento ne abbiamo poche anche per le defezioni. Emanuele Nasti, ciao Vale, sono d'accordo, è un limite mentale dei giocatori o è Gattuso che non capisce che i giocatori non sono capaci di interpretare il suo gioco, anche la mancanza di un centrocampo a 3, non so più. Emanuele, Gattuso si deve rendere conto che praticamente quando tu non riesci a fare quello che c'hai in testa e gridi per 90 minuti, cambia qualcosa. Cioè, se devi gridare per 90 minuti vuol dire che loro non sono in grado, o non lo stanno facendo bene, o non è la giornata adatta, cambia qualcosa. Ritorna al discorso con cui abbiamo umile operaio tutti dietro. Magari siamo più in grado. Perché poi come le pigliamo le ripartenze, ragazzi? Le ripigliamo perché freneticamente vogliamo attaccare per chiudere la partita, il che è quello che chiediamo noi tifosi, fanne 4 e poi ti rilassi. Però perché non addormentarla? Quando sei più bravo tecnicamente, sei fragile mentalmente, ma sei più bravo tecnicamente, la puoi addormentare. La grande squadra quando va sul 3-2 la addormenti, non soffri più. Non puoi lasciare all'Empoli la possibilità di pareggiare ancora una volta. Ho notato una cosa gravissima, Politano ha perso tanti palloni e sicuramente avrei sentito Gattuso arrabbiato, non ha smesso di urlare il suo nome, dopo l'ultima urlata l'ha fatto uscire. Segno? No, non è segno, era una sostituzione obbligata perché Politano non stava facendo la fase difensiva e Insigne te la garantisce, Lozano sta benissimo e quindi lo sposti. Ma io quella cosa gravissima l'ho vista in Bakayoko a un certo punto subisce fallo a centrocampo nel girarsi macchinosamente, subisce fallo e Gattuso grida Baca, e Bakayoko si gira proprio da Gattuso e fa è un momento, ste tenga la palla, mi hanno fatto fallo. Quindi le grida di Gattuso in questo momento sono controproducenti e se non vengono bilanciate dai bravo di Mertens o dai bravo dello stesso Gattuso, questo Napoli mentalmente si sfalda, si sfilaccia, non segna. Subiamo, perché questa è la cosa nuova, perché fino a mo' noi subivamo pochi tiri, pochi gol. Adesso sono 2 partite che abbiamo subito troppe azioni, quindi da qui
preoccupazione, una preoccupazione importante. Non si scherza, non si scherza. 211 osservanti e solo 176 like. Mamma mia, come si fa? Come si fa? Bepi, intervieni, chiediglieli. Forse ce l'hanno nascosti dietro al cellulare. Ragazzi, se siete da cellulare, levate un attimo la live chat e vedete il like che è grigio, fatelo diventare blu, azzurro, nero, scuro. Sera Vale, comunque 4 calci d'angolo, Ramani ha staccato 4 volte di testa verso la porta, avessimo trovato, bravo Gigli, nuovo spunto, ottimo. Tra l'altro Ramani non mi è dispiaciuto anche in fase difensiva, ha chiuso parecchie volte, ha tolto castagne dal fuoco e su un suo stacco arriva prontamente, questa volta ribadisce in gol Petagna, tra l'altro ancora di destro, roba incredibile. Cosa ne pensi di Gulam? Attenzione, quando arriva il capitano vuol dire che qualcuno, lo sapevo che era sempre lui, è sempre lui. Levitan Artemius Blow ha supportato via PayPal con $6,88, colletta per pagare lo psicologo per questa squadra. Amico mio, veramente ci vuole. A me mi dicono, Ivan, I don't see you, but some people is telling me stanno dicendo Ivan è qui con noi e sta qui. Ivan Elenes, un besito. Lozano marca ancora. No, sto inventando uno spagnolo che non sono in grado di parlare. Fabio, diglielo tu, perché Eri, hola Ivan, si viene, benvenuto. Io non l'ho beccato nella chat perché sta andando fortissimo, però Ivan, hola, ¿cómo estás? And gracias por la presencia. Mamma mia, malissimo. 2 esperimenti. Elmas terzino sinistro, dato che sulle fasce giocano sempre gli stessi, una volta a provare il 3-4-3. No, Ricca, no. Elmas terzino sinistro pigliamo 50 gol. Questa è la Chucky Lozano che conosciamo in Messico, Ivan Elenes, eccolo qua ragazzi, schiacciate il like e applausi per Ivan che sta qui in live con noi, tutti, todo il mondo te sta salutando, te sta dicendo hola, noi siamo onoratissimi e muy obrigado, no, che pure è portoghese, vabbè insomma Ivan, you know that I entiendo, pero no lo hablo, so you can understand. Thank you again. And del Chucky Lozano, like you said, Chucky può giocare a destra, nel Messico gioca a destra ma può giocare anche a sinistra e oggi lo ha dimostrato ancora una volta, è il giocatore più in forma, in forma di questa squadra e senza quel gol andavamo in seria difficoltà, in serissima difficoltà. Serissima, top Ivan, hola, io non intendo. Fabian trequartista, secondo me è un po' troppo lento, però è capace che qualche gol lo fa da là, perché oggi più vicino alla porta si è riuscito a liberare bene e ci ha fatto vedere quello per cui Fabian è apprezzato in Europa, la capacità di vedere la porta quando sta là. È chiaro, stando dietro da regista è più sprecato, non ha le capacità, però potrebbe funzionare, però deve anche fare il lavoro, perché il trequartista del 4-2-3-1 deve fare la punta, deve fare la prima pressione. Se Fabiano non lo fa, diventiamo uno in meno. Gracias por entrar. Vedi che io poi posso pure imparare. Benvenuto e spero tu comentario sobre este partito, perché ovviamente gli amici che parlano in spagnolo vanno anche da Ivan. Ivan posterà la seconda parte del video intervista dove lui chiede le cose a noi su dove Lozano può migliorare. Ma Fabian Tribuna, pure potrebbe essere. Pure potrebbe essere. Dimmelo titolare sempre, dimmelo intendi penso Demme e sono d'accordissimo. Saludos Fabios, saludos Arturo es un amico mexicano. E gracias again, Insigne, el capitán again, el capitán Pepsi Pep.
un caffè pagato e fammi vedere il capitano che nonostante tutti i suoi difetti è sempre generosissimo. Sei tu generosissimo, Pepsi, e grazie mille. Inzi, sposti un attimo pure l'orecchino qua, sta bello. Pepsi, grazie mille, grazie sempre. Generoso sì, però l'ho visto un po' scazzato, eh? Non lo so se... ragazzi, la mia idea è che lui è scazzato con se stesso, perché lui vorrebbe essere decisivo sempre e sa di non poterlo essere, quindi lui è scazzato con se stesso. Non credo assolutamente né con Gattuso, né... Però sai, le urla di Gattuso possono essere nocive per qualcuno. 200, molto bene ragazzi, molto bene, grazie Bepi. Emi, buonasera. Vale, ma dovrai fare una live? Sì, Antonio, penso di sì, mi devo organizzare. Domani ovviamente uscirà il video di approfondimento di questa partita con una sorpresa. Vi chiedo di vedere quel video, vabbè, voi lo vedrete a prescindere, ma ci sarà una sorpresa domani, quindi ve l'ho annunciata, non la posso far mancare. E poi magari se c'è tempo... Penso proprio di sì, perché il giorno dopo devo andare live, non esiste proprio. Altra piattaforma. 70 meloni per Ruiz non ce li danno? Vincenzo, non lo so, sai 70, non credo in questo periodo. Buonasera, ma se Boità usanga contro l'Empoli, Petagnoli a qualità nel possesso palla, spalle alla porta, ha una buona tecnica ma non sa tirare. Francesco, hai fatto l'identikit, ha fatto oggi un lavorone alla Lukaku, l'ho detto, mi sono allargato, lavorone alla Lukaku però senza finalizzazione, poi è riuscito a segnare, va bene, tra l'altro ancora di destro, non è un caso, quando la prendi male segni, quando la prendi col piede tuo non segni, non riesce a girarsi, sempre un movimento in più. È un peccato perché comunque si impegna tantissimo e sta buttando il sangue anche lui per questa maglia. Ve lo dico, io quando vedo l'impegno lo vedo. Per esempio oggi Politano non ho visto quell'impegno, Elmas così e così, Bobotta si è impegnato, qualche limite, Demme a Rizzo, punto esclamativo Demme. Antonio Presbitero, hai visto Manolas, niente Supercoppa, speravamo che potesse recuperare, mi dici tu di no? Speriamo bene ragazzi, prima della Supercoppa noi dobbiamo pensare alla Fiorentina, Fiorentina che oggi con le defezioni, con tutte le cose, comunque ha tenuto testa all'Inter che ha vinto al 120esimo, quindi... occhi aperti perché non voglio far resuscitare la Fiorentina, non esiste proprio. Poi parliamo con Gabe, ci divertiamo, ma sul campo non esiste proprio. Vincenzo Scialla, Lozano fenomenale, hai detto, ma ci siamo. Attualmente miglior giocatore del Napoli in attacco, non c'è dubbio. Vale per me Insigne dal meglio quando pensa a mettere gli altri davanti alla porta, è troppo ossessionato dal gol in questo periodo. Francesco, l'hai detta benissimo, l'hai detta molto bene. Ricevo, come vedete, telefonate di spam, mio padre che mi manda messaggi vocali, sono live, non lo posso fare. Demme è uscito dal campo un po' scazzato, non lo so Albe, non ci ho fatto caso. Non vorrei che fosse scazzato perché ha preso un'altra botta alla schiena. Mi sono molto preoccupato quando in caduta ha preso un'altra botta alla schiena. E vediamo un pochino. Giacomo, io dicevo che Ramani era il primo colpitore di testa in Serie A. Speriamo bene. Non è che abbia fatto troppi gol, a quanto ricordo. 2-0 Juve intanto. Liquidano la pratica in maniera come si fa, come si deve fare una grande squadra. Guardi mai le telecronache in spagnolo, buon modo per imparare senza studiare, dammelo ballone, passa sta pelota. Zio Walker, hai ragione, il problema è che adesso io sto con DAZN, quindi le devo guardare per forza di cose in inglese o in francese. Quindi così. I giocatori non sono in grado di applicare in campo le idee di Gattuso, lo stesso problema che c'era con Ancelotti. Gattuso, dato che non è stupido, dovrebbe capirlo e tornare a 4-3 per ripartire. Esatto Pasquale, questo ho detto, cioè se devi gridare per 90 minuti vuol dire che qualcosa questi giocatori non sono in grado di farlo come vuoi tu. Allora torna. Quando fai il confronto con Ancelotti, secondo me Ancelotti lasciava un po' più la lettura, la libertà di lettura,
Ma Gattuso invece ha un'idea ben precisa che loro evidentemente non stanno facendo, altrimenti non griderebbe come un pazzo, capite? Quindi per questo Gattuso out per me no, perché comunque stiamo portando a casa punti, risultati, stiamo là, e ricominciare da capo sarebbe un suicidio. Però tu Gattuso renditi conto, basta con veleno, ma capito, siamo fragili mentalmente, la devo fare io come canzone. Tu tatticamente la devi risolvere, perché si può risolvere tatticamente con qualche idea diversa. Difesa alta, Gattuso non lo capisce e lascia i difensori aspettare gli attaccanti che ovviamente attirano al tiro facilmente. Questo è il problema, Francesco, della squadra lunga più che la difesa alta, cioè il 4-2-3-1, come tutti i moduli di gioco, se tu lo tieni stretto puoi stare tutto schiacciato dietro e stai stretto e comunque non lasci spazio. Ma se sono alti, cioè il pressing dei primi attaccanti non viene seguito dai centrocampisti e dai difensori, ti sfilacci, loro trovano spazio tra le linee e anche una squadra di Serie C arriva al cross e ti fa male. Hai visto a sforbiciare i kill? Stai facendo l'Eurogol dell'anno incredibile. Ciao Valerio, un po' di gioco lo vedo, i ragazzi giocano spaventati, siamo tornati ai tempi del se passiamo in svantaggio non la prendiamo più, abbiamo la classica paura di vincere. Siculo, secondo me paura di vincere no, in questo momento c'è paura, mo le prendiamo, cioè non la facciamo, mo la prendiamo. La paura del tifoso, no? La siringa nell'aria, gol sbagliato, gol subito. Il gioco ci sta, noi arriviamo in porta, se uno arriva in porta il gioco c'è, può essere bello, poco bello, spettacolare, speculare, speculativo, il gioco c'è, arriviamo in porta, altrimenti 3 gol non li fai con qualsiasi squadra. Però adesso siamo sfilacciati e se siamo sfilacciati diventa un problema. Vale, a me Elmas oggi non è piaciuto e poi secondo me il problema è il disordine in fase difensiva. Esatto, Lorenzo, neanche a me ha impressionato troppo Elmas e ripeto, la fase difensiva deve partire dagli attaccanti e tutti a seguire, altrimenti i difensori state buono. Io con o cambiamo qualcosa o con questa Juve facciamo proprio la figura e merda, speriamo di no, poi tutte le partite sono diverse ragazzi, è possibile che con la Juve si concentrano di più sulla fase difensiva perché hanno paura, avevate paura, avere paura è importante alle volte, non sottovalutare l'avversario. Tutto il Messico ha visto la partita di Napoli e Ciuchi, molto contento della prestazione del giocatore e del trionfo del Napoli. Grazie Ivan. Gracias por tuo commentario ed è bella sta cosa ragazzi, voi non vi rendete conto, I'm gonna tell them that they don't even know how much is important El Chucky for Mexico and for all the Mexican supporters. They're loving Napoli, loro i messicani amano Napoli perché c'è il Chucky che lotta con noi per la nostra maglia. Ragazzi, noi dobbiamo puntare, cioè costruire intorno a lui di più merchandise, più social. Napoli, sveglia! Se non lo faccio io, faccio la maglietta di Lozano, non me ne frega proprio. 2-1 mi dicono, ha segnato Genoa 2-1, allora fanno la fase difensiva, anche loro hanno sottovalutato, non lo so. Potrebbe anche essere posso dirvi una cosa, fermo le comunicazioni, rigore su Petagna, nettissimo, il VAR? No, perché noi ci lamentiamo, noi vogliamo che Gattuso risolva tatticamente la squadra lunga, la difesa, il pressing e il contropiede. Mi devi dare il rigore su Petagna, mi devi far mettere sul 3-1 e poi ne parliamo. Me lo devi dare subito, senza nemmeno aspettare il VAR. Giua, sei sempre il solito. E il VAR che non lo chiama è peggio di lui. Mi devi dare quel rigore che è netto, non se ne parla, non si discute su quel rigore, ma forse sai, no, netto, mai visto un rigore così netto. Me lo devi dare 3-1, poi ne parliamo. Continuiamo, ne parliamo, ci calmiamo. No, non inciampa niente, Chicco Cocco. Vattelo a rivedere, me lo rivedrò anche io perché può essere che ma il replay che ho visto per me è netto. Lo rivedrò, però se tu mi dici così può essere anche che ho torto io. Hanno dato un rigore contro di noi inesistente oggi contro l'Inter, assurdo che il VAR intervenga con voglia. Paul Rilora, l'ho visto.
L'ho visto, quel rigore là, sai che ti dico, Paul Rilora? Sanchez oramai ha tirato, però io dico una cosa. Mi dicono, Luca Marelli mi dice che il fatto che lui abbia già tirato e la palla sia finita sul palo non significa che poi l'intervento non si deve fischiare perché oramai tu hai tirato. Io però dico un'altra cosa. Voi la guardate la faccia di Sanchez quando viene colpito, perché viene colpito dal portiere della Fiorentina. Sanchez non lo vuole proprio il rigore, non lo chiede perché sa che ha tirato. Quindi nella loro mente, anche dei giocatori, l'azione è finita. Lui cercava di rialzarsi perché è andata sul palo, cercare di riprendere il pallone. Non ha chiesto il rigore. Lautaro non chiede il rigore, vuole giocare. Quindi per loro quello non era rigore, si va al VAR, lo danno, da regolamento ci può anche stare, però questo ti fa capire come loro simulano quando sanno che c'è qualche cosa di incredibile, di potenziale, no? Più logico come dinamica, e simulano e gridano e si buttano a terra. Questo che era rigore non hanno simulato perché lui dentro di sé sapeva che non lo era, perché quello aveva già tirato. Tore Falanga, collega bassista Bellino, penso che con un rigore dato magari il Napoli avrebbe gestito con più tranquillità, ma comunque vedo fragilità mentale. Si chiama sono fragili mentalmente, questo può essere il balletto, sono fragili, ma ci organizziamo ragazzi, voi sarete costretti a fare il balletto ufficiale di fragili mentalmente, perché sono fragili mentalmente, col balletto così sono fragili, non lo so fare, mi servono delle ragazze immagini, ti immagini? Le ragazze immagini. Appena tornerà Victor vedremo un grande Napoli. Marco, Victor ci serve come il pane. Avete visto quelle volte in cui Petagna andava, manteneva il pallone ma poi si deve fermare perché non ha la velocità per superare l'avversario? Victor se ne andava almeno 3 volte oggi. Bicarbo Napoli, come si può aggiustare questo problema di mentalità? Oppure è una cosa che durerà per sempre? Può anche durare per sempre, Marco. O tu compri un Ibrahimovic che ti cambia la mentalità di tutta la squadra, e allora se compri un Ibrahimovic te la cambia. Altrimenti questi giocatori qua, secondo me questo è il limite loro. Poi hanno dei limiti anche tecnici, perché non è solo mentale. Però se sono in grado di fare 4-0 con la Roma, 4-1 con l'Atalanta, 4-0 con Crotone, eccetera eccetera, sono in grado di farlo. La continuità sta solo nella mentalità, perché non è che hanno i piedi a papera. Oggi con Ciuchi vedi più Serie A, di solito in Messico vedi più il campionato spagnolo e la Premier League. Ora vedi molto la Serie A. You understand the importance of El Ciuchi? In general for the Italian soccer. That's crazy. Alla Rai hanno detto che il rigore del Napoli non c'era proprio. Benissimo. Allora ragazzi, può essere che sono pazzo io, che ho fatto un dissing inutile, lo vado a rivedere, e se non c'è domani apro il video con il rigore, perché poi dopo pagliacci. Gattuso grida perché la squadra è troppo lunga e non pressa in modo compatto, così giocando ogni palla degli avversari è un'azione. Il problema è quello, ho visto un buon Petagna e Ciuchi è un pazzo, è loco. Ballarini e ballerine, preparate un ballo, ci divertiremo. Todon se sta volviendo locos por ti, Ivan, mi consigliano come dirlo perché io lo sai che vado in difficoltà. Todos se stan volviendo loco por ti, Ivan. Ma è evidente, mi sembra evidente. Imparerò anche lo spagnolo, ragazzi, a 37 anni si può fare. Secondo me il VAR ha peggiorato di più la situazione, perché il VAR uno se lo chiama quando gli fa comodo, può manipolare ancora di più le partite, le regole devono essere cambiate. Sono anche d'accordo, zio, perché quello magari può dire io l'ho visto, l'ho valutato e il VAR non può intervenire, ma chi lo decide che è un chiaro ed evidente errore? Chi lo decide? Llorente resta, questa cosa mi preoccupa in ottica Victor. Guarda, Llorente resta, esatto, il problema è questo, che non sappiamo quando Victor si negativizza e come sta. Deve rimanere per forza, perché tu non puoi rimanere con Petagna e Mertens aspettando Osimhen che chissà come torna, perché devi vedere come torna, quindi deve rimanere a prescindere. Sarebbe meglio cedere anche Llorente e prendere un'altra punta e fare Mertens, Petagna, un'altra punta, Osimhen.
Mental coach ci vuole? Secondo me sì. Penso che il problema sia già dal portiere, perché non si può alternare due portieri. Questa, ti ripeto, a me non piace, sono d'accordo, l'alternanza non giova. Che poi può darsi che state pensando a come abbiamo giocato, se abbiamo meritato, e vi scordate i like a Valerio. Rince, ma veramente loro fanno così? No, perché stanno là, si stanno guardando, sta cambiando la voce, sta giusto cambiando la voce, vi siete dimenticati i like. Ma vedete? Ho distrutto il mouse. Vi state dimenticando i like, state là belli spaparanzati che guardate la live, ma loro si parla di calcio, sono fragili mentalmente, ma anche tatticamente, allora Gattuso out, eccetera eccetera, come si può fare? E vi siete dimenticati quella cosa più importante di questa piattaforma. Lasciate un like, così arriviamo subito sulla luna, amore, sulla luna. Vale, io l'unico, grazie Marco tra l'altro, io l'unico rimprovero che faccio a Gattuso è che non riesce a trasmettere serenità alla squadra. Appena si sbaglia davanti alla porta si va come nelle sabbie mobili. Francesco, sì, si sta vedendo. Gattuso ha detto che Victor sta bene e corre a grande velocità. Una buona notizia da Marco, alla grande. Bueno, amigos y amigas, me tengo que ir, nos vemos más tarde, ¿vale? Nos vemos más tarde, un bacione, non c'è problema, amico mio. Un attaccante della primavera, Kikok è una delle soluzioni, però è possibile che un attaccante della primavera è meglio Llorente? Sì, possibile, potrebbe essere meglio, però serve gente che ha già confidenza con la Serie A, altrimenti è uno in meno. Ho detto il Genoa ha fallito il pareggio, ok. Buonasera Vale, il lato positivo della partita è la reazione immediata dopo il gol subito, giusto. Sta di fatto che non si possono prendere 2 gol dall'Empoli, giustissimo. The Most Brain, non è un caso che tu ti chiami The Most Brain. Il Messico è già contento di Gattuso, ma non mettete Llorente con Lozano. Saluti Napoli. Voglio Ivan, è straordinario. You're the best. Sei il mejor, perché fa l'analisi tattica, because he told us, Lozano in Mexico with Raúl Jiménez è delantero, e il puntero è Jiménez. Con Llorente non va buono, perché chi è Mush non si gira, non lo sa fermare. Ivan, you're the best, you're the freaking best. I can't wait to see the other part of the video on your channel. We're gonna flood your channel with amici bellini, amigos lindignos. Sera, possiamo anche dare un po' di merito all'Empoli che ha giocato una partita anche se... Sì, Martina Stella, perché no? Assolutamente, l'Empoli ha fatto la partita che doveva fare, mi ha anche impressionato perché non sono stati frettolosi sotto porta, se la sono giostrati bene. In difesa hanno lasciato un po' a desiderare, ci hanno dato anche più di quello che si poteva dare, però si deve dare gli onori all'avversario sempre. Perché non tornare al 4-3-3? Amico, è un'ipotesi. Io ripeto, con questa squadra, con gli stessi interpreti, abbiamo fatto molto bene il 4-2-3-1 e abbiamo fatto bene anche il 4-3-3. Con il 4-3-3 non ci dimentichiamo che segnavamo poco igual. Quindi tornare al 4-3-3 potrebbe significare di nuovo passa a me, passa a te, una sorta di Sarri che non funziona perché è fatto più lento. No? Tornare al 4-3-3 potrebbe significare di nuovo infangarci nel passaggio indietro e meno verticalità. Per questo Gattuso sta cercando di non tornare, però qualche sprazzo lo abbiamo visto nel secondo tempo, perché con Fabian e Zielinski stavano agendo da mezzale a tutti gli effetti. Quindi perché il 4-3 nel secondo tempo si è fatto, a mio parere, poi non lo so, qualcuno può vederla diversamente e noi rispettiamo le opinioni di tutti. Fino alla scorsa stagione meta nel Ciucchi Gattuso, sì, perché Gattuso ci ha messo un po' di tempo a capire, ma ci ha dovuto anche lavorare, e noi gliel'abbiamo detto a Ivan che doveva lavorare sul Ciucchi, sul Lozano, anche fisicamente, oltre che tatticamente. Anche il caffè Mexico è più buono dopo le prestazioni di Lozano. Non si può pensare a un nuovo modulo 4-4-5, il solito Scream l'assassino, commenti rubati al commentatore.
Perché non giocare con un 3-4-3? Lionel, la difesa a 3 Gattuso non la considera, non ci abbiamo lavorato. Immagina che significa dopo un'estate dove hai lavorato poco e hai lavorato sul 4-2-3-1, il 4-3-3 te lo ricordi? Adesso rifai tutti i movimenti della difesa a 3 senza avere modo, questi non si allenano giusto per rimanere in forma, ma non possono preparare schemi e partite, si gioca ogni 3 giorni. Cambiare modulo adesso diventa peggio che mai. Peggio che mai. Popotta, marmotta, popotta, marmotta. Quanti like stiamo, ragazzi? Che io tra un poco me ne vado. Così. Perché non comprare i Menez, 40 paleoni e ti passa la paura? Ivan, can we buy i Menez from the Wolverhampton? Wolves? Wolverhampton? Mi pare di sì. Se Manolas non ce la fa, cosa non detta assolutamente, lui vuole esserci. Forse sono pazzo io, ma il 20 farei Koulibaly, Ramani fuori Maximovic. Non sei pazzo tu, ci sto pensando, sto guardando i due e non c'è male. Poi sentirete nella canzone cosa pensa di Maximovic. Aiuto. Allora, Angioletta, vale chiedere a Giua di dare un rigore al Napoli è come paragonare la pasta e fagioli con la lasagna. È impossibile, esattamente impossibile. DC, le facce da morti in casa ai gol subiti e ai gol sbagliati sono la dimostrazione della mancanza di carattere, non di veleno, della squadra. Vale, secondo me potevano giocare Contini e Cioffi. Ma sì, va poi dalla primavera, però non lo so se sono meglio di quelli che ci stanno, sa davvero. Confermo Jimenez nei Wolves, benissimo. Io mi preoccupo per il 20, speriamo, tu cosa ne pensi? Ragazzi, è una partita a parte. Il 20 è come se fosse un derby, cioè la concentrazione, la voglia non mancherà, e l'attenzione, perché tu sai che hai la Juve davanti, quindi non è che puoi psicologicamente, sai, pensare questi sono scarsi, non ce lo fanno. Hai la Juve, lo sai benissimo che se lasci un contropiede alla Juve ti vanno in porta e segnano, non c'è dubbio. Quanto è quotato l'acquisto di Barami ad agosto? Domenico, sicuramente adesso si comincerà a parlarne, perché l'abbiamo visto tutti e quindi si dirà il Napoli è interessato, Giuntoli già ci aveva pensato al 100%. Al 100%, già chiamato Corsi per Barami, ecco qua. Poi c'è pure il rapporto con l'Empoli, quindi figurati. Ma a meno che non sia una comproprietà, se è loro, di loro proprietà, questo non lo so. Se il Napoli il 20 vince, svolta la stagione, fidati. E io ti dico, Francesco, sì, boom, 250. Io ti dico che se non vince, la piazza va in depressione. E io pure. Ma io stavo Lozano che stava facendo abuso, faceva entrare Cioffi. Non lo so cosa intendi, Mario. Emanuele Liccardo, vale, come hai visto a livello atletico mentale Ramani? Meglio, ho visto meglio, ovviamente ancora mi può dare più sicurezza, però ha fatto degli interventi importanti, anche chiusure di cross pericolosi, e poi è andato a saltare più volte, quindi è un'arma in più, visto che noi siamo poca roba in attacco di solito. Dopo tutto quello che è successo non possiamo fare una figuraccia con la Juventus, Ottavio, purtroppo sì, e lo so, si è creata adesso questa pressione ulteriore, però con l'ulteriore cosa di De Laurentiis, che poi è stato spiegato, lui voleva giocare, non è che non voleva incontrare, non è che avevate paura, lui voleva incontrarla la Juve il 20, ma fare il cambio, facciamo prima il recupero del campionato e la Supercoppa più in là, con la speranza che possano tornare i tifosi, più soldini, i violini più piccoli del mondo che suonano solo per ADL, e quindi voleva questa cosa qua. Ma io insisto, ma roba tutto quello che è successo, che ci sono volute tre gradi di giudizio per toglierci il fango da faccia. Tu fai questa proposta e hai perso 4 milioni che erano trovati a terra, non fa niente, te ne porti a casa 2, non fa niente, non c'era bisogno.
Ciuchi che in quei 2-3 minuti era impazzito, quando ha fatto la scivolata vicino al portiere non lo fermavi nemmeno con una cannonata, troppo forte, vero, troppo forte. Annullato che cosa? Non lo so, forse qualche gol in Juve e Genoa. Vale, ma Alexandro e De Ligt e Quadrato rientrano per la Supercoppa? De Ligt dipende, credo di no. Se non si, perché mo mancano 7 giorni, se non si negativizza, si doveva negativizzare prima, credo, perché servono 10 giorni. Credo De Ligt no, gli altri non lo so. Vale, invece di farci tutti questi problemi sui moduci e fragilità mentale, non sarebbe meglio una rivoluzione di giocatori, visto che quelli attuali sono spompati e i limiti decidono più delle qualità? Vinci, hai ragione da vendere, solo che è una cosa difficile da fare, perché è più facile fare fuori uno, l'allenatore, o cercare di cambiare modulo per sviluppare un pochino una reazione anche da parte dei giocatori. Io lo so che sono probabilmente al limite delle loro possibilità e sono stati overperformanti con Sarri, sono overperformanti. Gol annullato alla Juve, ok. Bepi, nuovo Cavani non lo so, perché Cavani era la prima punta a tutto campo, fatto di nervi, che ha segnato 104 gol in 3 stagioni. Lozano fa un lavoraccio sulla fascia, che quindi per un nuovo ruolo, io la dico grossa e qua mi posso fare anche attaccare: Lozano è il nuovo Lavezzi, è il nuovo Lavezzi con più gol. Noi Lavezzi ce l'abbiamo nel cuore, non la smetterà mai, parola in curva, esatto. Lavezzi resta qua, però Lavezzi segnava poco, segnava meno di Insigne. Lavezzi straordinario, tutto a posto, però Lozano c'ha quella in potenzialità, c'ha quell'esplosività e c'ha più gol nelle gambe. Cavani un misto tra Lavezzi, corre, ogni tanto si perde palla, e Callejon. Vabbè, Cavani voglio. Cavani, troppo forte. Lavezzi più cazzin, ma Lavezzi era più potente. Cadeva, ecco, non cadeva mai, cadeva e si rialzava. Lavezzi era difficile da fermare, anche con i falli, è vero. Lozano è una cosa completamente diversa da Cavani che aveva pure l'accesso agli spogliatoi. Lozano è il nuovo Tevez. Lozano ha più qualità di Lavezzi, non solo gol ma anche tecnica. Sulla tecnica di Lavezzi io ho sempre avuto dei dubbi, perché faceva dei dribbling, pure per me non aveva una grande tecnica, però faceva dei dribbling incredibili, era efficace pur non avendo una tecnica cristallina, e comunque non toccava bene il pallone quando doveva tirare in porta, però i cross, gli assist ce li aveva. Lozano è nuovo Vargas. Fedele si sta pariando, perché si gongola, perché con Fabian praticamente il cammellone, adesso tutti gli danno ragione, però con Lozano hai toppato, amico mio, hai toppato. Secondo te il Napoli di quest'anno riuscirà ad andare in Champions, arrivare in finale di Europa League e vincere la Coppa Italia? Sarebbe un'annata da ricordare, da mettere negli annali. Con queste premesse, caro Salvatore, è difficile secondo me arrivare a tutte queste cose, perché stiamo intravedendo un'involuzione, è l'inizio di un'involuzione, e spero che Gattuso abbia idee per invertire la rotta, perché sennò vai a picco. Che con lo Spezia ok, non hai subito praticamente niente, hai perso, ma io insisto, con lo Spezia non me la prendo con Gattuso, però con l'Udinese male, con l'Empoli male, e la prossima con la Fiorentina ci sarà una risposta. Dobbiamo costruire una legacy attorno all'allenatore e non cambiare ogni 2 anni per vincere, tipo alla Ferguson. Mick, io sono d'accordo in linea di massima, dobbiamo vedere se Gattuso è l'uomo giusto, se lui ha ancora margini di miglioramento come allenatore, non solo tatticamente ma anche come persona, come comunicazione. Come persona non si discute, come uomo non si discute, ma come persona, nel senso come comunicazione, come gestione dello spogliatoio, il rapporto con i giocatori. È comunque un allenatore giovane, capirà delle cose più in là, magari lui può crescere anche lui e qui fare bene. Vediamo un po', vediamo un pochino. Il tiro di Bobotta, è vero, è proprio successo così. Ma Juric l'anno prossimo? Non lo so, Juric l'anno prossimo...
Ragazzi, Juric è forte, però ricominciamo da capo, passiamo alla difesa a 3, passiamo a giocare a uomo. A me piace Juric, lo sapete, però vogliamo dare un po' di continuità, perché altrimenti se ricominciamo da capo scordiamoci un'altra volta. Il Granada ha vinto 2-0, male proprio, Angela. Penso che Gattuso si accontenti delle vittorie perché sa che alla squadra mancano Osimhen e Mertens e non vede l'ora di abbracciarli. Sicuramente, Raffaele, le vittorie sono importanti quando sei in emergenza, specialmente. Gattuso non torna a 4-3 perché l'anno scorso disse in una conferenza che se fa qualcosa di nuovo e poi torna indietro la squadra non lo segue e dicono questo allenatore non sa cosa fare. Ottimo spunto, amico mio. Questo è una cosa su cui Gattuso deve lavorare, non deve farsi questo problema. Non deve farsi questo problema e non deve farsi il problema se tolgo Maksimovic, lo perdo e mi va in down. Sono alcune cose che lui, uno, non ci deve dire. Due, deve essere sicuro di se stesso. Marco Aveta, se cambiamo Gattuso allora dico De Zerbi. Secondo me con De Zerbi ci divertiamo e comunque non vinciamo niente, perché De Zerbi secondo me bel gioco alla Sarri senza vincere niente, però è bello vedere Sassuolo, devo dire la verità, con una rosa non straordinarissima. Allora, DJ Redan, vale un commento fuori dal coro. A volte credo che vincere male sia comunque sintomo di superiorità. La squadra ha giocato malissimo, ma la mentalità, spero, ci ha fatto fare un gol degli avversari. Non so se la mentalità ci ha fatto fare un gol più degli avversari o se comunque la nostra forza, perché poi alla fine dagli e tagli può pure arrivare il gol. Questa è stata una vittoria di forza fisica, voglio. Per una volta è stata una vittoria alla Inter, perché calcio d'angolo, Ramani salta più in alto, salvano sulla linea, Petagna si impone fisicamente e segna. È stata una vittoria alla Inter. Alla Inter. Tra Juric, De Zerbi e Gattuso io prenderei Allegri, vedi? Gasperini, ADL dovrebbe sedersi e contare i soldi. Francesco, non ho capito cosa intendi. Ciao Matteo. Ora Cagliacon che Maronna non mi ci fa pensare, l'hanno fatto pure riposare, è entrato nel secondo tempo. Achille Pannella, buonasera. Sono sempre stato ottimista, ma vale la vedo nera. Poi il calendario Fiorentina, Juve, Verona e Roma, mi domando ne usciremo con le... Perché Roma? A Roma l'abbiamo affrontata già. Ah, tu dici la Coppa Italia poi dopo? Perché la Roma deve affrontare lo Spezia, giusto? Il culo, secondo me, pure può essere. Dove sta? Sta qua. Sta qua. Comunque sono 2 anni che ADL vuole vendere Insigne, ma nessuno fa offerte. PLF, non lo so, me lo dici tu che lui lo vuole vendere, non abbiamo notizie in merito. Io oggi mentre guardavo la partita il Napoli stava 2-2, nel mio cervello dicevo quasi quasi non era male Ancelotti. Ninja, vatti a rivedere le partite di Ancelotti e cosa sono stati in grado di fare questi giocatori. Diamo le responsabilità ai giocatori, ma ricordati il Panariello, le scelte di Gattuso almeno sono abbastanza logiche tatticamente. Il Panariello di Ancelotti a un certo punto no. Se vuoi dare continuità a Gattuso allora bisogna accontentarlo al 100% sul mercato e fare come dice lui senza dare pressioni su chi mettere e chi togliere. Solo così fra 2 o 3 anni forse saremo pronti. Creon, ma poi queste pressioni non lo so se la società le sta facendo, perché altrimenti la pressione numero 1 sarebbe stata su Meret e invece Gattuso è libero di alternare. Non credo ci sia pressione su Fabian Ruiz. Fabian Ruiz a Gattuso piace un sacco. Gestione dei cambi scriteriata, abbiamo fatto fare 90 minuti a Lozano e Petagna e domenica di certo non gioca Mertens che aveva disperatamente bisogno di minuti nelle gambe. Fabrizio, sono abbastanza d'accordo. Magari poteva entrare Mertens invece di Insigne, lo potevi mettere là, ci sta. Tra Petagna, Petagna è uscito per Llorente. Lozano, ma Lozano sta talmente bene secondo me che ha fatto questa valutazione che lui recupera, sta troppo bene sia mentalmente che psicologicamente, che sempre mentalmente, che fisicamente. Buonasera Manuel. Ragazzi, se qualcuno mi ha scritto dei messaggi prima che sono spariti perché va troppo veloce,
cerco di leggervi tutti, riscrivetemelo senza problemi perché voglio dare soddisfazione a tutti, ragazzi. Ringrazio gli abbonati, ringrazio i moderatori, a volte mi scappano anche loro e non è colpa mia perché non sono bravo abbastanza, è tutta colpa mia. Mister Mauri, buonasera da allenatore, devo ammettere che la squadra sta perdendo di confidenza, anche oggi lunghi molto, ma viceversa da quello che si dice Cassano da quello che dice Cassano la Serie B italiana è forte, complimenti per la trasmissione, grazie Mauri. Sì, l'abbiamo detto che la squadra oggi era lunga e sfilacciata e quindi non solo siamo fragili inconsciamente, ma siamo anche dobbiamo anche rivedere la fase difensiva a partire dagli attaccanti. Io penso che Gattuso debba dare continuità a una formazione, perché se cambi sempre i giocatori potrebbero avere dei problemi a livello di gioco. Anche questo è un tema, passione napoletana, ovviamente i giocatori se giocano insieme si trovano a memoria molto meglio. Però ogni 3 giorni questi giocatori si infortunano se non li cambi, quindi un po' di turnover è decisivo, lo devi fare. Oggi per esempio mi aspettavo Yusai, mi aspettavo che riposasse Di Lorenzo. Per fortuna è Gattuso l'allenatore, non io, perché altrimenti Di Lorenzo, Yusai non arrivava a occupare l'area come ha fatto Di Lorenzo e a segnare di testa. Yusai non ci arrivava. Migliore in campo io credo Lozano, peggiore in campo chi è che non mi è piaciuto? Gulam, forse Gulam mi è piaciuto di meno degli altri, e poi in generale è la prestazione difensiva, quindi non è uno che ha fatto un errore. Gulam non l'ho visto proprio al solito fisicamente in grado di garantire spinta, cross buoni, l'ho visti un pochino non ideali. Comunque l'Empoli vale come lo Spezia, Crotone o Benevento, quindi non sottovaluterei questa vittoria, non la sottovalutiamo assolutamente. Ramani discreta partita, sono contento per lui. Comunque Fabian che entra l'ultima mezz'ora potrebbe essere una soluzione. Bravo Giorgio, è chiaro, se loro sono stanchi, perché no? Fabian risulta più veloce a prescindere. Mario Pirolla, hai ragione, mi ero scordato, Ica si mostra, l'avevamo detto nell'altra live, Di Lorenzo giocherà per forza perché è squalificata nella prossima e quindi si riposerà dopo. Sinu mostra, non è un caso, Casino mostra. Esatto, e mo me lo dite tutti quanti giustamente. Io vorrei che i terzini saltassero l'uomo e non che la passassero a Insigne o Lozano, amico mio, devi comprarti i terzini che sono delle ali adattate in difesa, perché i terzini che saltano l'uomo ce ne sono veramente pochi. Teo Hernandez, lo stesso Teo Hernandez non è che ti fa il dribbling, ti punta e se ne va, lo stesso Hakimi non fa il dribbling, non ti punta e non se ne va, vanno lanciati in profondità. E hanno velocità e hanno cose altrettanto buone come i cross. Attenzione a Manuel, io non vedo un'identità di gioco onestamente. Manuel, io l'identità la vedo, è l'idea di giocare un pochino più verticali, però siamo lunghi, siamo non sempre velocissimi, alle volte per essere più veloci Mertens, magari non so vedere, sposta l'identità, ok. C'è stata un po' di frenesia. Io oggi quello che avrei voluto da questa squadra, dopo essere andati in vantaggio, ma ti puoi anche riposare un attimo, oggi avrei voluto vedere un po' di gioco all'indietro, addormentare la partita, far valere la tua qualità tecnica e palleggiare, perché questi la prima pressione non la facevano, non pressavano i difensori, però poi pressavano i centrocampisti e allora lì vai in difficoltà. Se tu con la frenesia perdi palla a centrocampo, la difesa è scoperta. Invece no, potevi anche palleggiare da dietro, qualche lancio, seconde palle. Le palle possono essere seconde palle. Di Lorenzo è piaciuto, per me non ha fatto così, ma no, Di Lorenzo ha fatto bene anche in fase di spinta, assolutamente. Cosa ne pensi di De Paul come acquisto? Secondo me sarebbe utilissimo e forse non costa neanche tanto, se non ci sbrighiamo ce lo fottono o la Juve o le inglesi. Marco, siamo arrivati già troppo tardi. De Paul l'hanno visto tutti l'anno scorso, secondo me 40-50 milioni ci vogliono, forse 40 più che 50. Secondo me è ben pagato, se hai pagato 25 Lobotka, De Paul 40 è ben pagato, però secondo me siamo arrivati tardi. Luca Viceré,
Una cosa che ho notato, e non solo oggi, che Demme o Ruiz vanno a pressare molto in alto e lasciano una voragine in mezzo al campo e purtroppo nessuno va a occupare la loro posizione. L'ho notato, Demme era un pochino troppo a tutto campo e la sicurezza che lui può bloccare sul nascere la ripartenza degli avversari, e lui ha il dinamismo per rientrare, però ecco perché io dico Demme Bakayoko, perché Demme a tutto campo può fare anche il pressing alto, Bakayoko resta. Lobotka non ha quella capacità di Bakayoko di avere il senso della posizione e di evitare la ripartenza. Demme Bakayoko, Wayu, Demme Bakayoko, Demme Bakayoko, lo dico un'altra volta, Demme Bakayoko, con Zielinski davanti, oppure con un Fabian davanti, oppure con Bobotta davanti, o con un Elmas davanti, Demme Bakayoko. Quando non giocano Demme e Bakayoko bisogna fare di necessità virtù. Un altro gol decisivo di Petagna, bravo Ivelin, Wayu. Sono... In campionato erano punti, questo è un gol qualificazione. Dite quello che volete del Petagnone, ma i gol sono pesanti. Comunque ho notato che i terzini dell'Empoli sono più forti dei nostri. Questo pure è vero. Castrovilli lo prenderei subito, oggi ha giocato benissimo come tutta la Fiorentina. Pasquale, sì, l'ho guardata, si sono comportati molto bene. Castrovilli trequartista? Sì, tanta roba. Tanta roba, vediamo che ne pensa anche Lirola. In vista della sfida di domenica, chi temi più dei nostri? Gol dell'ex di Callejon o classico gol di Vlahovic? Entrambi, amico mio, perché il gol dell'ex sta là nell'aria e il fatto di Vlahovic, visto che è un giocatore che adesso sta entrando in fiducia e a me è sempre piaciuto ma si mangiava i gol, adesso mi sa che sta là nell'aria e speriamo bene. Ma lo stesso Castrovilli, Amrabat, io c'ho un sacco di giocatori della Fiorentina che avrei preso e che prenderei. Hai visto di più il gol di Rachmani, incita i compagni, per me può fare bene ma contro la Juve non sarei tanto sicuro con lui, poi chissà. Di Lorenzo in un 3-4-3 da ala farebbe Sfracelli, senza troppi pensieri difensivi può fare anche 5 gol all'anno, è vero, un po' alla Maggio. Quando lo prendemmo dall'Empoli giocava quinto di centrocampo e fece 6 gol in Serie A. Giustissimo Lionel, giustissimo. Abbiamo vinto 2 partite sui calci piazzati, fosse una volta buona, fosse una svolta, speriamo Marco, magari ci stanno lavorando, sarebbe una bella cosa. Quinto gol stagionale. Che delusione Elmas né carne né pesce, lo so Achille, dobbiamo avere ancora un pochino di pazienza con Elmas, comunque gli servirebbe più minutaggio. Ogni azione offensiva avversaria ci fa soffrire, è vero Giorgio, oggi abbiamo sofferto. Attenzione, fatemi vedere, mi dicono delle cose in particolare. Ok, quindi praticamente mi dovete dire la cosa del last block, am capito, è che io non so notizie al riguardo, non posso parlarne perché non so di cosa è successo. Me lo dovete dire voi per la questione dell'ASL. Io non ne ho parlato proprio perché non ho notizie in merito. Se voi mi dite voi delle notizie più specifiche, io quello che ho sentito è che praticamente loro erano entrati in contatto, 5 giocatori più l'allenatore dell'Empoli era entrato in contatto con una persona sull'aereo che poi è risultato positivo e quindi è stato bloccato. Ora io non so, loro mi hanno fatto, mi pare l'Empoli ha fatto la dichiarazione, no? Su Twitter eccetera eccetera, come da prassi, come cosa, quindi non so dare notizie più specifiche in merito. Sono appena entrato in diretta, non so se avete parlato, ma perché secondo te Gattuso non ha fatto entrare Mertens? Secondo me perché non è ancora prontissimo, Riccardo. Gli serviva mettere un po' di minuti nelle gambe, ma se non è entrato lui ed è entrato Llorente, io pure mi aspettavo Mertens, ma se non è entrato lui ed è entrato Llorente, vuol dire che non è ancora al 100%, quindi il rischio, insomma. Valerio, che ne pensi di un ritorno di Sarri? Un saluto da Nizza, Francia. PLF, guardare avanti, non indietro, perché quello che abbiamo vissuto con Sarri, cose straordinarie, non ritorneranno più, perché non abbiamo quella squadra, non c'è più quel feeling. Sarri l'abbiamo schifato in molti, psicologicamente, mentalmente, anche schifato mentalmente, e quindi quella magia non si ricreerebbe più, secondo me. Stasera un Napoli concreto ma a tratti
partì di contro un ottimo Empoli, forse anche troppo galvanizzato, ancora rallentamenti nel gioco, ma siamo abituati a questi scempi. Palo Ruiz, anche quello sta ancora tremando, amico mio. Palo Ruiz, il solito rigorino non dato, poi lo voglio rivedere perché qualcuno ha detto che non era, no, lo rivedrò, a me sembrava nettissimo, per farlo riposare con la Fiorentina. Valeria, giustamente. La quarantena si è resa necessaria su segnalazione del Ministero della Salute in quanto i 5 sul volo Lamezia Bologna del 4 gennaio sono stati a stretto contatto con una persona risultata positiva. Esattamente. Quindi del 4 gennaio. Quindi praticamente siamo al limite dei 10 giorni. Loro hanno fatto dei tamponi negativi che avevo letto, però per regolamento evidentemente devi aspettare i 10 giorni e quindi da domani in poi sono riarruolabili. È chiaro, è più chiaro. Cop Miners, anche Ricci non mi dispiace, ma Cop Miners senza dubbio. Non è possibile soffrire con l'Empoli, come faremo a vincere la Supercoppa contro la Juve? King e Gaetano, sono tutte partite diverse che fanno partita a sé. Alle volte puoi soffrire di più con l'Empoli perché magari lo sottovaluti e magari vai con la Juve. Basta fare l'esempio della Juve, prima vittoria di Gattuso in campionato dopo aver sofferto al suo ingresso come allenatore. Vinciamo proprio contro la Juve perché magari mentalmente scatta quella cosa di attenzione in più, sai che sotto porta avrai meno occasioni, quindi magari sei più cattivo. Non è detto, non dateci per sconfitti già. Certo è, se lasci queste praterie come le lasciate oggi all'Empoli, la Juve ti fa 5 gol. Quindi loro lo sapessero, lo sanno, e quindi saranno più attenti. Esatto, per me le squadre concrete sono squadre con mentalità. Ha ragione Gattuso quando dice meglio vincere da brutti che da belli guardandosi allo specchio, e questo è fondamentale. La Fiorentina rosa mostruosa, fa strano che fa stento a salvarsi, e c'è stata una gestione un po' strana all'inizio con l'ex allenatore, adesso con Prandelli un pochino meglio, però insomma sa davvero poco. Mancano 28 like, ragazzi, me li date perché io tra un po' me ne devo andare, cioè credetemi veramente, io non vorrei andarmene, lo sapete, vorrei farmi 5 ore di live, farvi parlare eccetera eccetera, ma se mi date questi 28 like io prendo un attimo il basso e vi faccio sentire una cosa. Che non vi posso far sentire anteprima, però prendo il basso e ci salutiamo bene. Mi servono 28 like è fatto bene. Per me sì, Gianca, perché sarebbe ricominciare tutto da capo, però Gattuso deve crescere, può crescere, altrimenti mi dovete dire qual è l'alternativa e io ti dico se dico sì, di sì o di no. Ti è mai venuta la voglia di tornare a Napoli dopo tutti questi anni a New York? Marco, mi manca la mia famiglia sicuramente, alcuni amici, mica tutti, alcuni amici. A New York sto bene, finché c'era la musica sto benissimo, comunque è una città che adoro, New York. Napoli è Napoli, però Napoli è sempre Napoli, quindi non c'è dubbio. Like dato molto bene, ti ringrazio. L'Empoli non è una cattiva squadra, hanno riposato 10 giorni e non avevano nulla da perdere, questo non toglie che si dovrebbe fare meglio, giusto così. PSVAZ 1, Cop Miners 2 gol e un assist, mamma mia com'è forte, siamo a 13 reti e 6 assist stagionali, gioca davanti alla difesa, batte rigori, è giovane, è leader, questo o va in un top club o il Napoli se lo deve comprare subito. Vale, ma secondo te, opinione mia, è possibile che Gattuso stenta a rinnovare per il mancato mercato sino adesso del Napoli? Questo porta a poche, quasi nulle garanzie per il futuro. Non credo, Domenico, perché penso che era chiaro già dall'inizio che a gennaio non si sarebbe fatto molto, visti gli sforzi fatti a gennaio scorso e ad agosto. Non credo che il rinnovo un po' c'era il fatto della clausola che voleva De Laurentiis e che lui non vuole. Adesso secondo me lui sta concentrato a pensare come deve far giocare bene questa squadra, non credo che sia questo il problema. Prima con Gasper intendevo che è bravo a far rendere il massimo, gioca bene, i calciatori aumentano di... ecco, sì, ok, grazie Franci per avermelo aggiornato.
Scusate, Bicarbonapoli. Non capisco Gattuso perché a inizio campionato diceva che con il 4-2-3-1 non avevamo equilibrio a centrocampo. Poi però fa giocare Fabian e Baca invece di Demme Baca. Guarda che Fabian e Baca ci sono stati dei momenti in cui abbiamo detto abbiamo trovato il modo che abbiamo schermato Fabian quando Fabian giocava bene, stava bello mentalizzato. Fabian e Baca ti danno anche, comunque Fabian c'ha fisicità, in teoria ti danno più equilibrio e anche un po' di qualità. Fabian ha più qualità di Demme, però noi che lo sappiamo che Fabian si sta impegnando poco e preferisce stare più avanti perché così può fare il tiro e secondo me si scoccia di stare là dietro, questa è la verità, se diciamocelo chiaramente. Demme Baca sì, Demme Baca sarebbe l'equilibrio che io chiedo, che io voglio, pretendo. Secondo te chi vincerà la Coppa Italia? Secondo me l'anno buono per l'Atalanta, non lo so, Rirola. In questo momento fare previsioni, bisogna vedere come ci si arriva, se ci sono gli altri obiettivi, se l'Atalanta magari va avanti in Champions. Non è facile in questo momento fare delle previsioni. Zaccagni mi dicevano che era quasi fatta, secondo me è un buon giocatore, è una riserva che ti fa salire il livello della rosa, magari non titolare subito, ma un ottimo giocatore. Gattuso disse in intervista a Sky che il rinnovo lo può fare anche quasi in scadenza, non è quello, ma far giocare bene i suoi ragazzi in questo momento. Esatto. La cosa che non si può volere dopo 4 partite in 10 giorni è un gioco veloce e frizzante per tutti i 90 minuti. Tralasciando le occasioni sprecate dobbiamo migliorare la gestione delle forze. Bello spunto anche questo, Luca. Bello spunto anche questo. È giusto. Vale, buonasera. A mio modesto parere non ci sono veri e propri problemi tattici, le disattenzioni sono dovute a uno sfinimento fisico dei ragazzi causa infortuni e partite ogni 3 giorni e quindi fai il paio con quello che diceva Luca. Sicuramente ragazzi non è facile, poi devi fare di necessità virtù. Quando noi diciamo però anche le altre squadre vincono con gli infortuni, il Milan vince sempre, pure noi vinciamo, però noi ci lamentiamo della prestazione e la prestazione ovviamente dipende da come stai fisicamente eccetera eccetera. Un po' di riposo l'abbiamo fatto a Natale, ma adesso di nuovo uno vicino all'altro è difficile. Traversa del Genoa vicinissimo a pareggio, che traversa del Genoa, incredibile, traversa piazza proprio, mamma mia, incredibile. Uno striptease di non saprei perché poi faccio il fisico di Bobotta e non saprei se è una bella, magari poi Angela si sente male. Mazzo scassato, io prenderei Cop Miners per fargli fare il vice Demme. Cop Miners se viene secondo me fa il titolare, poi non lo so. Hai visto Amazon voleva dei diritti della Serie A per 3 stagioni? Interessante, Creon, interessantissimo. Che almeno non ci sia divisione, cioè se è Amazon tutto Amazon, non che dobbiamo tenere Sky, DAZN e tutte cose. In Italia funziona male. Insigne abbiamo capito che non sa segnare, è ovvio, sono già 2 partite di fila che sotto la porta la spara al nostro Signore Gesù Cristo, meglio assist man. Lo sa anche lui che è meglio assist man, senza proprio dubbio. Però è anche vero che 97 gol in 6 stagioni, 6 stagioni Racareca, in 9 stagioni 97 gol, quindi una media di doppia cifra di 10, 11, poi aggiungici gli assist, aggiungici tutte le cose che fa. Quello è Insigne non deve pensare che deve risolverla lui, e se no va in freve e sono fragili mentalmente e vanno in freve. No, vabbè, ma mi scandalizzo io perché non mi sento troppo in forma. Sto facendo troppa pasta e sto mangiando, ma più che altro sto mangiando male. Dovrei mangiare con più regolarità. Ragazzi, mi sa che qualcuno si è dimenticato il like perché me lo stanno dicendo. Allora, voi se state guardando da cellulare dovete un attimo cliccare sulla live chat. La live chat sparisce e trovate il like così che è grigio. Cliccatelo perché vi siete dimenticati. Non è cattiva volontà. Io mi rendo conto, è una dimenticanza perché state là, scrivete il messaggio, magari speriamo che me lo legge, io lo leggo, voi bellissima la letta, allora insisto, un altro messaggio, il commento, la condivisione. Vi siete dimenticati, fatelo adesso in modo tale che se qualcuno invece non lo vuole proprio lasciare, non fa niente, lascia il tempo che trova, fa niente.
cioè, io ci ho provato, insomma non è che facciamo un like, vabbè, è un like per Bobot, mica per me, è un like per Bobot, è un like per Bobot. Boom! 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 Allora qualcuno si era dimenticato, siete molto bellini, siete veramente bellini e avete meritato il Bobot, il Bobot, il Bobot, il Bobot. Il Bobot com'era bello, era bello. A me Bobot mi è sembrato in grande forma, non è Chiat, io sono Chiat, lui ha solamente questo culone importante, la testa un pochino di bomba, ma noi gli vogliamo bene proprio per questo. Dove sta? Vedetelo, guardatelo, gli incredibili, eccolo qua, è così, è lui, è Bobottino, è il Bobottino che ha messo pure, ha postato pure la foto della figlia, bellissima, è praticamente così, è proprio ugualissimo, vedi? Qua qualcuno dice una cosa, ma i like in modalità incognita mica funziona. Veramente? Mi dicono cose, io non... ok, ve l'avevo promesso. E ogni promessa è debito con 2B e con l'H finale. Scrivete debito, scrivete hashtag debito. Dove sta? Ho le ossa è solo un fatto di ossa, è un fatto di metabolismo sicuramente. Fatemi capire qua come funziona. Ecco, vedi. Ok, devo togliere la musichetta perché voi magari non la sentite, ma comunque. Come ci divertiremo, mamma mia. Allora, i debiti con la bocca che qualcuno fa, che quando si fanno i debiti con la bocca, fanno i debiti con la bocca. Mi ero dimenticato, e chiarirlo chi lo sa, mamma mia. Poi oltretutto lui rincara anche la dose quando vinciamo, perché vuole fare vedere, vedete che io ve lo dico quando si vince. Tu poi ha chiesto scusa, evidentemente per i modi eccetera, però insisto, si possono fare le critiche a Gattuso, ma lui è stato veramente offensivo. Questo fatto poi della permalosità che se l'è presa, che lui ha detto le stronzate, Gattuso, come ti permetti di dire stronzate? Perché si sentono attaccati come categoria, no? Perché? Perché Gattuso non guarda in faccia a nessuno. Se la categoria dei giornalisti, dei siti, delle radio dicono stronzate perché non sanno vedere bene le partite, allora lui reagisce. Dovrebbe essere un pochino più diplomatico sicuramente. Allora, io non capisco perché i debiti con la bocca. Io non capisco perché quando il Napoli sale e Rui dà il pallone a Insigne non parte in profondità per attaccare, ma si ferma e aspetta per mettere il pallone sull'altra fascia. Perché? Marco, perché col sinistro Insigne non è una cima. Quindi se tu vai fino in fondo in profondità, comunque poi devi rientrare sul tuo piede. Questa è la regola degli esterni a piede invertito. Se avessi Politano lì, lui andrebbe. Politano invece va di più sul fondo e la mette anche grosso col destro, cosa che Insigne fa raramente. Insigne fa sempre il solito fatto che rientra, cambia gioco o ritorna indietro se si sono chiusi. La Juve gioca male, amico, la dovrò vedere gli highlights lunghi, però cosa ne pensi di Lewandowski? Secondo me il migliore attaccante al mondo al momento, soprattutto, e di un altro mondo. Ricordo ancora 5 gol in 9 minuti. Sì, Muce, vabbè. Lewandowski è inarrivabile, gioca pure per la squadra. Il Genoa stasera lo potrebbe fare un miracolo, ma quanto stiamo? Quanto manca? Fatemi vedere un attimo. Manca ancora 61. No, c'è ancora il tempo del 3-1 e del 4-1 per la Juve. Se qualcuno gioca le bollette, giocatevi il 4-1 per la Juve, perché è sicuro. Io ho detto a un amico, io non gioco, ma ho detto subito ad Angioletto, Angioletto, stiamo nel secondo tempo supplementare, a quanto è quotato il gol dell'Inter adesso che non vanno ai rigori?
No, se te lo senti lo devi giocare. Ma io non gioco. Come se non gioco, come faccio? Te lo devi giocare tu. E lui mi ha risposto: no, se me lo gioco io si perde la magia che mi hai trasferito la cosa e non succede, segna la Fiorentina. Non se l'è giocato. Io il gol dell'Inter l'avevo proprio visto. E Gennaro prenderei Emerson e Cop Miners e manderei in prestito Gulam e Bobotta. In prestito Gulam non se lo prende nessuno. Bobotta probabilmente in prestito sì, se il Torino era interessato a quanto pare. Sono due operazioni straordinarie che purtroppo credo che il Napoli non lo farà. Ah, c'è di nuovo la richiesta di Superstition. Non era il plettro, ho fatto la finta. Per i giornalai chi si offende è fetente, sono d'accordo, e il principio FL: Insigne potrebbe segnare 30 gol a stagione, a minimo 3 occasioni limpide a partita. Ultimamente sempre di più, amico mio, veramente sempre di più. Adesso sta diventando quasi imbarazzante il numero delle occasioni che lui e il Napoli con lui sta avendo, che non concretizziamo. È incredibile. Non metterai più la stessa foto con il tuo simbolo del colore azzurro invece di quello che hai ora? Marco, avevo pensato di cambiarlo con il nuovo anno. Siamo a gennaio? Sì, lo farò, devo riaggiornare perché quello era per il lutto per Diego, che resta ovviamente con noi, il lutto ce lo portiamo. Vinca il milione. Non gioco, come lo vinco sto milione? Non gioco. Dice vinca il milione. Ragazzi, per esempio, con Mario non ho bisogno nemmeno di dirlo, ma voi, se avete capito la citazione, dovete scriverla nel commento. E so che ci sono parecchi amanti di Totò qua che capiscono di cosa stiamo parlando, e serve una citazione di Totò ad ogni partita. Ma i like inteso sul video? E dove se no, Manuel? Dove li vuoi mettere questi like? Ho sentito di Junior Firpo a Napoli, King Gaetano. Non lo so, io non ho avuto grandi... Quando piglio è basso. Ma per l'idea. Non credo Junior Firpo a Napoli, cioè è un giocatore del Barcellona, fuori sarebbe una grande roba, ma non credo che il Napoli lo stia trattando. Però questa idea me la devo sviluppare, per fortuna. Airplane, ragione. Non me la ricordo, lo sai. Airplane è una di quelle canzoni che devi studiare per suonarla bene. Non farò la brutta figura di Napoli. Allora, funicolare senza corrente. Mia moglie la tira la corrente. No, ma non c'è dubbio, ma possiamo veramente farne una. Il fatto è che ad ogni... Mentre tu stai parlando normalmente, ad ogni cosa che dici c'è sempre qualcosa di Totò che ci azzecca, e quindi è bellissima questa cosa qua e mi accompagna. Gabriele Bastevole: qualche giorno fa sognai che in estate il Napoli si ricomprava di Higuain. Ma come incubo, Gabriele, oppure come sogno che magari se lo ricomprava e poi faceva tanto bene? Il chiavallo si chiama Donato. Ah, bravissimo, come ha fatto a saperlo? Ha la bocca chiusa, perché a Cavaldonato non si guarda in bocca. Mike, buongiorno. Siete oculari voi? Sono oculari. Ragazzi, sì. Come siamo messi in Coppa Italia? Siamo messi che abbiamo passato il turno, amico mio, e storti o morti in qualche modo, e adesso vediamo la Roma con lo Spezia, quindi probabilmente la Roma
dovremo incontrarla un'altra volta. Back in Black. Che la chitarra non lo posso fare. Allora, The Prodigy, non la so, amico mio. Chi non lo conosce quel trombone di suo padre? Valore di mercato Cop Miner 15 milioni secondo Transfermarkt, che però ultimamente non ne sta azzeccando una come valore. Valore reale decisamente di più, bravissimo. Secondo me lo paghi 35-40, non è un'esagerazione, ha solo 22 anni e già un leader. Assolutamente sì, hai detto esattamente come la penso. Sarebbe da prendere 22 anni, ma prendilo subito. Come lo vedi Petagna? Io male, comunque forza Napoli. Angel, Petagna oltre al gol per me ha fatto una buona prestazione oggi, si è dannato l'anima con i suoi limiti, non ha velocità, è chiaro, non ha tanta finalizzazione, però si è battuto tanto. Adesso bisogna fare necessità virtù, ragazzi. Sta tornando Mertens, prima o poi tornerà Osimhen, e dai. Anche lì dovrei suonare la tastiera, non ce l'ho, non la posso fare, ma una delle mie canzoni preferite, bellissimo. Non lo so, Valerio Vendessi Higuain con la nuova maglietta di Napoli, quella che hanno adesso, che giocava, ma mi sa che era un incubo, non mi sentivo a mio agio. Se non ti senti a tuo agio... Scusate, la Juve sta giocando proprio male, sta soffrendo un botto. La Juve sta soffrendo, ragazzi, io sono qui con voi, quindi non la posso vedere. Mi fa piacere che mi state tenendo aggiornato. Scadente di stasera, Top Gun, abbiamo fatto una lunga riflessione sulla partita di stasera e io, come hai visto anche, avete visto la reazione? Sì, avete già vista la reaction. Per me è un'involuzione pesante, preoccupante. Napoli sfilacciato, un Napoli che ha concesso troppo, la fase difensiva che parte e deve partire dagli attaccanti. Secondo me gli attaccanti sono convinti che stanno facendo male sotto porta e per essere magari più lucidi stanno facendo meno la fase difensiva. Non credo, anzi, che sia un dettame di Gattuso, perché Gattuso gli allucca in testa per 90 minuti, quindi vuol dire che loro continuano a non fare delle cose e mi spiego il perché poi arrivano i contropiedi di un Empoli che, per quanto mi abbia impressionato, devi ammazzarlo, devi prenderti il pallone, non lo devono vedere proprio, non scherziamo. È un leader nella sua squadra, non potete pretendere che venga a Napoli a fare il leader, non è PES, no, lo so, è chiaro, che è chiaro, però quando uno ha a volte il carisma, no? Se tu ce l'hai lo puoi anche trasferire, poi devi imparare la lingua, devi entrare nell'ottica dello spogliatoio, se vieni a Napoli devi fare i conti con Insigne, Mertens, Koulibaly, Senatori. Chiaro, non viene a fare il leader subito, ma si potrebbe inserire. No, Petagna non è che non ha esultato, Petagna ha fatto un'esultanza rabbiosa, così, che io dal vivo non ho visto perché stavo io incazzato, io non ho esultato. Lui ha fatto un'esultanza rabbiosa come a dire, ma va bocca, perché quello era, cioè, tante occasioni, prima è trasuto sto pallone, ne prendiamo un altro. Mentalmente, secondo me, Petagna sta pure dicendo, per Im Simone siamo capaci di pigliare pure 3-3, secondo me. Ma non era una cosa polemica, era un fatto di sfogo, di rabbia. Bisogna considerare anche che Petagna è un terzo attaccante, quindi non bisogna pretendere tanto da lui. Francesco non vola niente. La cosa vola? Su Genoa non riesce a entrare in porta, forza fratelli genovani. Niente ragazzi, non ce la faranno. Segnatevi il 3-1 della Juve. Comunque ho visto il video di prima, comunque Di Lorenzo non ha esultato perché era ex. Ok, Di Lorenzo ci sta. Anche per Emerson, secondo me, non c'è niente di concreto. Dai, parliamoci chiaro, il Napoli ha giocato con il freno a mano tirato, se giocava veramente avrebbe vinto 4-0. Manuel, freno a mano tirato oggi, freno a mano tirato con l'Udinese, con una squadra che insomma sta sotto le critiche, sotto i riflettori delle critiche. Puoi dimostrare che almeno con l'Empoli...
dovete dirmi che canzone suona, non che voi mi dite la canzone, io faccio la canzone e voi mi dite che canzone è. Un abbraccio agli amici bellini e al caro Valerio. Ottimo Neschio, come stai? Amico mio bello, so che ti sei visto il Napoli perché hai fatto anche il video e dopo me lo andrò a vedere, mi è arrivato e ti salutano in massa. E quindi mi pare tu abbia parlato della trasformazione di Lozano e noi ci siamo divertiti proprio a vedere Lozano in questo periodo di interviste con giornalisti messicani, proprio Lozano. Bravo Giuseppe, bravo. Allora, comunque il Napoli avrebbe perso, ma che 4-0. Scrivi, non capisco. Io non ti voglio, ascoltami bene, io non ti voglio bloccare. Però se tu non ti dai una regolata, che scrivi bene, che si capisce in italiano, perché io parlo inglese, italiano e capisco lo spagnolo, se non ti spieghi bene con le virgole, con le H, con le cose, mi fai perdere solo tempo. Mi devi dire quanti anni hai e perché scrivi così male, altrimenti devo prendere dei seri provvedimenti, perché non se ne può più. Non se ne può più. Le galline con le spine. Allora, come la spieghi la parabola discendente di Fabian? Io lo stimavo tanto. Vincent, un pochino il fatto che secondo me lui più dietro non si diverte a suonare, perché poi ho letto un bel riff in 7 ottavi, non si diverte a suonare, a giocare, perché play, suonare, giocare, e quindi lui vuole stare più vicino alla porta, così tira, così si fa vedere, così il Real Madrid gli fa la bella offerta, il Barcellona, tutti lo vogliono, eccetera, eccetera. Tocca il pallone 600 volte e questo è il problema. Ogni tanto mettere Fabian e Zero trequartisti dietro la punta, 4-3-2-1 per far rifiatare Lozano Insigne come li vedi, è un'opportunità, sicuramente. Non credo che se rifiata Lozano gioca Politano sempre esterno e se rifiata Insigne è un miracolo, Lionel, perché è difficile che Insigne non parte da titolare. Al posto suo ci va Lozano dall'altra parte, se deve rifosare quei tre si giocano sempre, secondo me, la titolarità. Le galline con le spine e Highway to Hell degli AC/DC. Quello che no, era in re. Tutti lo vogliono e nessuno se lo piglia. Esatto, questo è il problema. Francesco Angelino, buonasera. Ragazzi, se c'è qualcuno di nuovo che non ho ancora salutato, perché voglio anche salutarvi oltre che darvi parola, per esempio Fla, tanto affetto per Gattuso, ma questo Napoli è lento, prevedibile, distratto e subisce tutte misure, in una parola imbarazzante. Sì, ma oltre prevedibile stasera secondo me non è la parola giusta. Prevedibile non è la parola giusta, lento no, io direi arruffone, non distratto ma frenetico. Abbiamo perso tante palle, abbiamo sbagliato tanti passaggi e distratto ci può stare perché nella ripartenza siamo stati distratti a non fare le preventive, subisce oltremisura sì, quindi non lento, prevedibile, quelle sono altre partite. Oggi ci stava anche una certa velocità di manovra, però Maronnami, veramente? No, non ci credo. No, sta esplodendo la chat. No, non ci credo. No, ma me lo annulli il VAR. Per me dovremmo cercare di vendere Fabian. Demme titolare è un innesto giovane promettente. Sì, ci sta. Gol spettacolo. No, ma non ci credo, ragazzi. Il VAR. Secondo me si sta facendo troppa critica intorno a Napoli, abbiamo vinto male, a tratti malissimo, analizziamo, ma poi testa alla prossima. Napoli, questo è esattamente il mio modo di fare. Saluto io, buonanotte a tutti amici bellini, un barco macio. Ti rendi conto che io per darti un bacio ho detto un barco macio? Cioè un Marco bacio, un bacio a Marco. Stiamo proprio alla frutta, siamo arrivati alla frutta. Gol, no, è gol. Sì, vabbè, ma il VAR può anche intervenire a fine partita in certi casi, non è detto. Non vi illudete, ma lo annulla. No, lo ha dato, ha fatto un gol da giro fuori area, non lo poteva mai annullare. Ma si è sempre capito, magari qualche fallo 5 azioni prima.
il 3-2 nell'aria, non esultate ragazzi, non esultate, credetemi. Lozano è il top player della squadra, indubbiamente decisivo, assolutamente Moon, vedo nuovi nomi nuovi, quindi vi ringrazio ragazzi, gol 2-0, 2-2 è buono, la chiamata è 2-2, non è successo niente. Domandina furbetta, preferite la Roma battuta 4-0 o lo Spezia che ci ha fatto le scarpe in casa? Preferite la Roma battuta... Ah, ok, come prossimo avversario. Sai che ti dico? La Roma, ma non perché l'abbiamo battuto 4-0, ma perché il Napoli è fragile mentalmente e con lo Spezia c'è sempre il trappolone dietro alle spalle e magari loro già è Coppa Italia e la Coppa Italia viene un pochino snobbata. Poi prendi un'altra squadra piccola. Potrebbe anche essere che magari ti vuoi prendere una soddisfazione, una rivincita, gliela vuoi vincere in faccia. Quello sì, la Roma vincere poi con la Roma 2 volte consecutive non è facile, poi ci sarà il ritorno. Ti devo dire Spezia, ho cambiato idea. Mentre pensavo, sai, la Roma grande squadra è meglio. Gli Spiritelli? Ah, se hanno parlato di Spiritelli è un altro paio di maniche, però mi sa che la Juve vince 3-2, ragazzi no, al massimo possono andare un pochino sui supplementari, ma secondo me la Coppa Italia che sta mandando in difficoltà le big, ragazzi, o l'hanno o tutte le squadre l'hanno un po' sottovalutata o non se ne fregano proprio di questa Coppa Italia, perché comunque il Milan 0-0 fino alla fine col Torino, un Torino senza punte, quindi comunque un Torino poca roba. Il Milan aveva Ibra, poi ha fatto entrare tutti i titolari, sono dovuti andare ai rigori. L'Inter contro la Fiorentina è arrivata al 120esimo, noi abbiamo avuto le difficoltà, l'abbiamo svangata anche con una certa reazione, non c'è male, però abbiamo concesso tantissimo. La Juve su 2-2 con il Genoa, che insomma il Genoa ha delle serie difficoltà, insomma vedremo. Adesso poi loro la vincono e si dirà la grande squadra, e noi invece diciamo no, noi facciamo schifo, Gattuso out. Un pochino. Per me il Napoli ha una bassa autostima, ecco perché. Però per me vincere così di rimonta, anche se contro la squadra di fa bene mentalmente. Speriamo che faccia bene mentalmente. Speriamo. Sono fragili mentalmente. Ma fatemi capire come può finire 2-2? Cioè non c'è eliminazione e supplementari come nelle altre partite. Che ne pensi di Lozano? Vicenzo, sono impazzito per Lozano, quest'anno ci sta facendo vedere tutto quello che di buono si diceva di lui, messo nella sua posizione preferita, che è a destra. Poi lui può giocare bene anche a sinistra, ma nel Messico gioca a destra della sua posizione ideale, ecco, non dico preferita, magari lui piace giocare a sinistra, ma ideale per me, per quanto mi riguarda. Lozano ci sta dando grandi soddisfazioni. Cop Miners fa lanci di 80 metri ad occhi chiusi, sai che lanci farebbe Lozano così? Mamma mia, speriamo bene, però è impossibile. Signora, i rigori, signora! Sei un grande, sei un grandissimo. Questa è la brillantezza. Quando uno è brillante, l'umorismo. Allora, pronostico per domenica non si fa. Già sono fragili mentalmente, sono suonerie, amore mio, arriverà l'audio, arriverà un video che io pretendo, Giacomo, se tu poi te lo scarichi, ci fai la suoneria per il cellulare, devi, perché sarà free per tutti, non lo metto a pagamento ovviamente, ognuno sarà libero di rubarselo. Però l'onestà intellettuale di chi poi, perché lo so che vi piacerà, impazzirete, perché proprio impazzirete, credetemi, impazzirete, l'onestà intellettuale di poi girarlo a un amico, perché qua rischiamo di diventare virali,
Qua rischiamo di diventare virali. Anche loro sono fragili mentalmente, un po' tutti sono fragili mentalmente, in quest'ultimo tempo. Credi che Petagna tirerà in porta da qui ai prossimi 20 anni? Facci sapere, grazie. Ma non lo puoi dire quando segna, però. Ha segnato. Give him a break. Dagli una pausa, nel senso non ci accaniamo, cerchiamo di non accanirci, che alla fine il gol ci ha fatto passare la Coppa Italia, altrimenti se non era per Petagna siamo fragili mentalmente. Siamo sempre stati fragili mentalmente da Sarri, che lo siamo, questo è verissimo. Vale, ti piacerebbe una formazione Cop Miners, Demme, Obaga, Zelu, Lozano, Insigne, sarebbe un azzardo? No, giusta. Sappi che con me ha fatto anche il centrale. Lo so, gioca anche in difesa, lo so. Ho appena visto gli highlights, Lozano gol all'Insigne e un altro rigore non dato. Allora il rigore, perché io l'ho detto e qualcuno mi diceva che la Rai ha detto di no, per me era nettissimo. Ragazzi, l'allarme sta suonando, devo scappare, purtroppo perché sto facendo tardi. Se vi è rimasto un like sotto alla mano mettetelo un attimo che vi faccio lo spoiler. Buonasera Manuel, buonasera Angela. Falso 9 lo può fare, però è uno spreco secondo me. Subito tutto il corso di Pippo Inzaghi, segno anche di Recchia, questo è importante, sarebbe importantissimo. Vivelaz, un bacio. Round the world, wow, me lo ricordo. Una cosa del genere, me la studio perché poi faceva una cosa del genere, me la studio e ritorno. Aspetta, Petagna si gira, non me ne posso andare, si deve ancora girare Petagna. Come faccio? Si prepara a CR7, entra a CR7, ragazzi, ve lo vedete solo voi CR7 perché devo andare incredibilmente a suonare ed è una cosa straordinaria. Sono fragili mentalmente, sono fragili mentalmente, sono fragili mentalmente, sono fragili mentalmente, sono fragili. Sono fragili, sono fragili, mentally weak, perché poi ci sarà la versione in inglese, mentally weak, sono fragili mentalmente. Ragazzi, state pronti perché questa canzone uscirà e credo che debba uscire per la Supercoppa, perché se perdiamo il motivo è che sono fragili mentalmente. Se invece non perdiamo sarà una canzone ironica. Io vi voglio bene, mi dispiace se non sono riuscito a leggere tutti. Vedo Antonio Bottone, vedo Paolo Delle Donne, vedo Enzo Pozziello, vedo Roberto M. Ciao a tutti gli amici. Scream l'assassino, alla fine comunque ti voglio bene anche se scrivi così. Ragazzi, un abbraccio a tutti quelli che l'hanno vista dopo, il ringraziamento è doppio, lo sapete, quando non riesco a rispondervi live vi rispondo sempre nei commenti di approfondimento che non mancheranno. Un ringraziamento ai miei mod, sempre straordinari, e sono fragili mentalmente, non vi dimenticate, bisogna scappare. Buonanotte a tutti gli amici bellini e ai bravissimi moderatori. Ciao Valerio, ragazzi, io vi abbraccio ma proprio forte, sono fragili. Sono fragili, sono fragili, sono fragili.